Assessore Roberti, le ho già presentato una generalità in giunta che riguarda il mantenimento dei fondi europei Interreg in relazione al territorio marittimo e anche terrestre. Di cosa si tratta? Sì, oggi ho voluto condividere questo grido d'allarme con la Giunta che se ne farà carico, quindi è passata questa generalità e il Presidente sarà il primo sicuramente a farsene carico perché noi siamo al termine della programmazione europea 2014-2020 e già si stanno discutendo i criteri per la prossima programmazione che riguarderà gli anni dal 2021 al 2027 e i criteri che stanno uscendo da questa Unione Europea sembrano essere molto ma molto penalizzanti per il nostro territorio, in particolare su alcune linee di intervento che ci vedevano sempre molto ma molto attivi. Penso per esempio ai programmi Interreg, che erano quelli che riguardavano stati transfrontalieri, quindi per esempio i programmi Interreg che riguardavano Italia-Austria o Italia-Slovenia o Italia-Croazia. Con gli attuali criteri di cui si sta ipotizzando si paventano tagli possibili sui trasferimenti di circa il 40% contro una media per gli altri stati del 12%, quindi tagli assolutamente ingenti. Teniamo presente che fino ad ora con l'attuale sistema, con l'attuale linea di programmazione abbiamo recepito sul territorio finanziamenti per oltre 79 milioni di euro, insomma, quindi pensare a un taglio su questi fondi del 40% significa avere risorse importanti che vengono meno sul territorio. Oltre a un cambio dei criteri, cambiano anche i limiti del finanziamento, quindi se prima potevamo ottenere finanziamenti su progetti per l'85% del valore del progetto, adesso sembra si scenda al 70%, quindi la Giunta e tutta la politica, in modo, aggiungo, assolutamente trasversale, deve battersi in modo che l'Unione Europea riveda queste modifiche, considerando anche che a maggio ci sarà poi il rinnovo degli organi dell'Unione Europea, quindi ci saranno le elezioni europee, li rivedo, almeno li fermi e si aspetti il dopo maggio per poter discuterne insieme in modo molto più sereno e non fare le cose affrettate all'ultimo momento.